Eccoci qua, giovani, eccoci qua, voglio buonasera, un bacione grandissimo, voglio stasera voglio cominciare proprio a cantare neomelodico, sai, che vi fate un bacione a tutti quanti, voglio, allora, 43 spettatori, ci siamo, ottimo, i commenti già ce li ho qua, a Gistica già state collegati parecchi di voi, vi saluto, così ci vediamo subito, voglio salutare prima uno che si chiama Antonio Adornetto, Kite che la salutiamo perché poi fra poco si scende, quindi te lo devo salutare. Poi vega Domenico Sarnese che saluto, grandissimo Fulminman Games, cioè noi sono tornati tutto bene, Fulmin, a Scalafrattini, Kreshnik Caliai, Anto Palermo, 1988 Nemesis, Little Fan, Francesco Bastone, Simone Esposito, Simon Esposito, poi c'è stato Giorgio Bradice, grandissimo, buonasera signor Bustin, mi ha detto Jenny Bundle, poi c'è stato Gianluca Cozzolino, Salvatore Coppola, Mick Liam, Domenico Grimaldo, Valentina Catanzaro, Salvatore Coppola, Salvatore I Meeting 2, una cosa che poi c'è stato Drive 3, si faccio i nomi inglesi, voglio, ma mi fa Mattarello Spacca, chi sta, chi sta, bello nome, Mattarello, e Little Fan già l'ha già salutato. Allora, voglio benissimo, io spero che state bene, io sto benissimo, mangio risposto soli, perché oggi è da me, quindi sto bello rilassato, proprio bello, ci ho pensato un passo di mano, non volevo loro che cominciare sta live, ma qui ci rilassiamo un po', ci facciamo una bella chiacchierata, oggi fatto la doccia, mangiare abbronzato, sto proprio veramente, oggi mangiato, sto proprio una bellezza, io sto proprio in una bellezza proprio bellissima. E niente, prima un po' che state dicendo, dopo mi ha salutato e vado salutato. Lo so, Vale Catanzaro dice, lo so che nella scorsa live vi sono mancata, non me lo dite tutti in coro, vi prego. Ma chi è che dai questa cosa? Valentini, fammi capire. Forse sì, qualcuno dai, non lo so, boh, a voi ci posteggi che voglio lasciare sta Valentina, no, anzi, Valentina è una ragazza molto simpatica, abita, se non sbaglio, in Calabria, e quindi oggi si può dire che posteggi, però comunque è una posteggia a distanza, quindi non è di Napoli, Valentina. Poi c'è sta boh, Giorgio in dice già circa una sesima bustina, c'era uno di scudate proprio me. No, Giorgio, mai scudate, anzi, chi si scorda di Giorgio? Tu sei indimenticabile come personaggio, non ti posso dimenticare. Saluta Mattarello Spacca, già ti ho salutato, Mattarello, ma che proprio cazziere ho messo un nome Mattarello Spacca, Mattarello Spacca, è bello sto Mattarello, sì, proprio così si legge Mattarello. Non so, Gianluca Cozzolino c'era ma una fatica seria quando te la trovi, non so, giallo di capitano, io non la cerco, è quello il problema è che lo fa. Non so. Mattare Ciccise, Carnaghi 79 dice sì perché hai visto Mattarella 100.000 volte Mattarello spacca, ma spacca che cosa Mattarella? Cioè, perché tu sei un Mattarello ovviamente puoi spaccare, è la tua visione questa qua. Ehm, allora, adesso voglio leggere la Cusarella, che dico, no, su vecchio, chissà su vecchio, buonasera, adesso, Simon Esposito, buonasera, c'ero un po' in un live, volevo sapere dove prendevano il degrado dei cantanti napoletani, no, una città così, una città il degrado dei cantanti napoletani, ho detto a lui che si sentono le canzoni napoletane, perché io non le sento mai, quindi domanda c'è, ma lui ci sente la gente, si canzone, e quindi tu dici esiste un canale YouTube, si chiama Chiara Neomelodica, che mette 10 canzoni giorno, e che figure continuo a dire. No, non sapevo questo fatto che sia questo canale, comunque mi hai informato tu. No, ma io mi riferivo alla radio, comunque, dicevi, cioè, ma questo è nel caso che volevo dire, aspetta, voglio abbiamo pochi commenti, tu sta pure cosa là, io aspetta un attimo sul genere nomi nuovi, fammi la lezione pad, allora, come si sta, jet già, Giovanni, no, hai letto un nome nuovo, ma la jet più, allora, Vittoria Petrecca, buonasera, Cielo Grande Vittoria, Giovanni Crispino, che saluto pure a lui, Ale Monk, già l'hai salutato Ale Monk, aspettate un attimo, Gianmarco Gallo, ma quanto tempo Gianmarco che non ti vedevo? Ah, c'è sta pure Anthony Galeoto, voglio, sera bro, accetta la richiesta, no, Anthony, scusami, io non posso accettare più richieste d'amicizia perché ho già raggiunto un massimo di richieste d'amicizia, quindi non ne posso accettare più, ma io pensavo che già eravamo amici, ma mo ci siamo chattati e pensavo che già stavamo, comunque la stessa cosa, se tu premi segui, alla fine è la stessa cosa dell'amicizia. Purtroppo non ti posso accettare. Little Fan, chi se n'è nato che ha detto, "Cioè, ma quando ti trovi una fatica seria? Poi, ma che mi ha trovato questa fatica? Cioè, pubblicamente,
Ciro Ruppolo, sera Ciro spaccato con il rap della Sammontana, salutami sei grande, grande Ciro, o rap della Sammontana a capo, abbiamo fatto in vari bar, abbiamo fatto vari film, però comunque è chiuso buono, perché comunque sono visati in due bar, non è stato, pensavo peggio, sinceramente pensavo mi arrivavo cocktailare da capo, ma arrivavo così invece è stato tranquillo. Alfredo Sozio, non mi saluto nemmeno più, grande Alfredo, io a te ti volevo salutare prima, ma non, ha visto un uomo poi se ne è sfuggito, quindi comunque grande Alfredo, sono parecchio e parecchio tempo pure tu quando fai sentire, però fa piacere che ci sei. Gaetano Mazzella, salutami, ciao Gaetano. Antonio Viscardi, ce lo puoi dire Antonio Raillo, sei una latrina? Ciao la Git, grazie sei sempre più il mio video. Antonia Mennillo è grande Antonia da Ercolano, mo ricordo pure che si di Ercolano, ma ricordo fatti riscavi con me Ercolano, là, mi facete la questione, l'altra, ecco, mi a tutti quanti, io guardate l'educazione di Antonia che vi saluto tutti quanti. Play of Lemon, ma fai qualcosa e non parla, magari, ma fai qualcosa e non parla solo. E che già fa? Play, dimmelo tu, Play, dici tu, questa è una live aperta, ognuno dice quello che vuole, quindi si fa una cosa, fa, quindi GS Zone Game, Anna Furore, come c'è rimasta quando hai vinto la sfida? Ma no, c'è rimasta bene, anzi si è divertito perché ha visto i video, quindi poi posso sapere che vince Anna Furore secondo me, perché voleva noi mo là a Capri e perdemmo pure la scommessa, approfondimmo poco, 45 euro, però no, 45 euro però, non si sa se pagavo solo lì, i biglietti di compagno mio e pagavano pure loro, no, comunque non potevamo perdere. Penso che io non me ne fossi da Capri, sì, finché non riuscivo a fare queste cose, quindi fossi massimo un giorno e più per vincere la scommessa. Però fortunatamente ce l'hanno fatta e l'hanno vinciuta. Anzi, io pensavo peggio, non so se riesco a fare tutte queste cose, me ne ero proprio convinto che ma chi cazzo mi ha fatto fare me e scegliere 10 scommesse, ne sceglievi 5 e te ne va a capo più tranquilla, riuscivo a fare. E invece ne hanno scelte 10, un po' che l'ansia ancora mi era venuta, ma non ci riesco. Invece ci siamo riusciti, ci siamo fatti pure un bagno, abbiamo mangiato e quindi c'è stato il tempo di fare un po' tutto. Marco Bove, c'è Roma Kant, un jeans e una maglietta. Comunque complimenti, poi vi rudate a capo. Tu facciamo pezzi cosa, no? E di no, tanto giudizi ma malamente. Ma perché si un po' emozionato, no? Se la gente che ci guardava, no? Allora se fosse stava io una francese che non capivano cosa, così, ma mi emozionava un po', che diceva a fare la cosina, ci guardavano, ci guardavano un sacco di gente, allora non scelta a fare, io non è che so intonato, però sono stato stufato malamente, stufato. Però è stato bravo compagno mio Vincenzo Oliviero che fa il montaggio dei nostri video, che mi scordo sempre lo dice, voglio, sta Vincenzo Oliviero, veramente, che voglio, quando vedete i video nostri, no, ovviamente voi a me faccio scemo con però c'è sta lui che ci sta dietro a queste cose qua e fa il montaggio che vi posso assicurare che è una cosa difficile, una cosa proprio di scassamento proprio cacchio, è una cosa molto complicata. Che io non riuscissi mai a fare un montaggio, è un lavoro duro, invece lui lo fa e lo fa pure bene, Vincenzo Oliviero. Oggi è pure compleanno suo, ma voglio fargli auguro, perché lui non sta sentendo perché sa che non è la live, ecco. Però casomai sa che sta, prego. Oggi è compleanno di Vincenzo Oliviero, voglio. Il mio grande montatore fa pure riprese, che non è facile, voglio smettere da me quella cazzo della camera, aprire la chi e con veramente se in fosse pista, non so che video faremmo. Lo so. Vincenzo Carnicelli, c'ero saluto, ciao Vincenzo, Antonio Palermo, con complimenti per Capri, ancora rido, Antonio Palermo, sì, me l'hai scritto pure troppo commenti di Facebook, 1988 Nemesis, Fabrizio, l'ultimo video è stato davvero divertente, voglio, ma fa troppo piacere che questo video mi è piaciuto, ho visto che veramente è piaciuto a tanti, nessuno mai non mi è piaciuto, cioè, capita, che faccio qualche video e non mi piace, cosa, ma mi vicino e mi fa pure piacere, nel senso che è meglio che uno dice la verità. Ecco, invece questo video qua ci visto che tutto quanto bello, come, sono rimasto oggi proprio contento, veramente contentissimo. Poi è stato pure un sacco di altri seguiti con la questione canzone, magari se lo caricando a, a Facebook, io volevo caricarlo su Facebook perché praticamente sai, visto è pieno di canzoni, tutte così, no? Allora sai quando stanno le canzoni famose, canzoni così, YouTube un po' che scatola e quindi aggiungo comunque in coppa a Facebook. Poi in coppa a Facebook non è una capace di caricare. Abbiamo caricato 3 volte e all'ultima tutto belle e buone non ce l'ha fatta caricare. 8 ore di caricamento, e altre 8 ore per giornata. Però poi l'abbiamo caricato in coppa e l'ho buttato a posto e siamo riusciti a lo fare con meno male. È stato più difficile veramente a caricare video in coppa a YouTube che a lo fa. La tutte cose, dico, so.
Mattarello Spacca, grazie per avermi salutato. Comunque sì, si legge Mattarello Spacca. Mattarello come si scrive? Sì, sì, no, non c'era dubbio. Vittorio Montagna, di quei bravi ragazzi. Buonasera, speciale a Cerrone. Ieri notte alle 3 mi trovavo a Pianura. Ti volevo contattare, però poi ci ho pensato bene. Se stavi dormendo, no, stavi dormendo effettivamente. Se stavi dormendo, grazie a Dio mi avresti mandato a quel paese, ma t'avessi proprio, no. Ah, poi di solito ma qua sempre tardi, Vittorio. Però hai detto che sei rumeno, da pure che stamattina vai a mare, quindi ci devo farmi una voce. Però di solito mi accucca essere 2, 2 mesi, 3, e 3 no, più prima mi accucca pure 4, 5, invece sono una proprio vecchiarello, e quindi mi accucca proprio per i 2, proprio i 2 mesi, proprio, sto proprio al massimo. Adesso, l'Inter c'ero, ma fino a fare un giretto portischi, no, magari c'è porti, ma fosse la mano, non mi sta fuori. Allora, che c'ha puttana, e poi perdi il commento, ma come Paolo, mannaggia. Roberto Golia, Anto Palermo, c'era quello del bicchiere di birra andrà alla storia, la faccia del tipo non me la voglio, allora, abbiamo fatto questo fatto rapito, no? Praticamente c'è stu vicolo di Capri che era proprio perfetto, si vede sta gente assettata a tavoli, e un bagno all'improvviso ferma e dice, Papri, che se cade a fare sto fatto rapito, cade devi bere la birra e te ne hai. Io dico ok, però mo si sul tavolo di questo tedesco con la moglie e con la figlia, mo i tedeschi stranieri, no, ma nasciamo, non è caso, a me mi sono simpatico, però sono proprio cazzosi i tedeschi, allora ci insieme, non mi si vede, ma che io so che stiamo struppando, non lo so, pure se mi buscasse in capo, no, vabbè, con gloria la fa, e facciamo, c'è sta buona, che mai a mangiare, cioè, se volevamo fare 4-5 scommesse prima a mangiare, e dice, vabbè, facciamo, comunque, pigliare, non è tabile, e maniette. Dopodiché io torno indietro, perché ovviamente mi manca scusato, cioè capire che non scherzo e cose. E chi se vai giù, proprio ti dice, no, impassibile, proprio serio, no, così, certo, proprio incazzato, non è che si alzava la voce, si era sempre aspettato, però mi faceva capire, no, guarda che è una candy, non ti preoccupare, c'è modo da cappiare, da bici, faceva capire sta cosa in inglese, dico proprio, in inglese mi dico, eh. Comunque, disse, no, no, a tutto incazzato, ci sta pure subito a pigliare la birra 7 euro, 7 euro, voglio la birra Moretta 7 euro, mi è rimasto impresso. Ciao, capi, la birra con la portesse felice studente, si era baciato, no, capi? Scrunga la manis, come si chiama, la moglie, la figlia arriva, ha bussato pure, no, e grazie a 7 euro la birra, si imbuliva manco dire, e vai, e striga, vai, no, comunque, la prossima giornata, no? Ma che cazzo sono tornato a fare, mannaggia, ma io però, tanto che mi sai, sa, ecco, non già se non fui mai, tu, però a città, boh, fammi fare la persona di 31 anni. Allora, Gianmarco Gallo, sono stato in Inghilterra, ti ho portato pure il pensiero, azzo, veramente, appena ci vediamo te lo dono, stai tutto appicciato, e non mi sono abbronzato, sono capricciato, mi hai fatto un regalino, ma non lo dovevi fare, cioè, ma a parte il fatto che quando ci prima, in tutti i casi, senza c'ero, sei molto lontano, però comunque apprezzo il pensiero, e ci sarà modo, ci sarà modo, e ci vorrei, magari noi ne facciamo a settembre, questo con raduno, e magari me lo dai, comunque grazie, cioè, ma grazie. Roberto Colia, sei troppo forte con le parodie delle pubblicità. E parodie pubblicità, ma già fa qualcuno altro, perché mo mi sono fermato un po'. Però sto indicando cada pubblicità per fare cada senso. The Drive Terex, che su cara io voglio bene, ma tiene un nome illeggibile. The Drive Terex, così mi fai pure sputo, faccio monito quando dico una moto. Io sono in Ucera, viene a fare un video qua, come è troppo lontano, fratello caro, ma alla fine non c'era, i Jackson che sappiano ma che dico, ma perché a casa lo compagni mica si casa pure sappiano e già ci penso tre volte, tre volte ci però quindi fino a una certa inferiore, ma con tutto il rispetto, e te voglio bene, ma sono pure a pelo, mi fa venire nella bascia lui. Carmine Mafreno, quando vedo la pubblicità della web penso sempre a te. Mi dici la verità, una sola ma sì, ma che la pubblicità c'è proprio non lo so, penso che tutto il mondo ha pensato, vabbè, che sono, che fa what do you expect, no? Ti aspetta, e che mangi aspettare? Una sola anno, ci mangi aspettare, state bocca e bocca, tutte e due, vabbè, si pubblicava, Virgilia, oi, ciao, c'ero scusa il ritardo, si vede che si chiude mare, comunque sì, meglio tu e Nino D'Angelo, ah, boh, esce, per non era meglio di Nino D'Angelo, perlomeno, molto belli di Nino D'Angelo, penso che lo sarò, comunque, comunque intanto scusate il ritardo, ma andate a fare, ma come, cioè, non vi preoccupate, scusate, ma non faccio sentire, come so, lo so.
Aspetta, voglio dire poca rete perché sto zumbando certi commenti e non mi piace, volessi leggere tutti i commenti, perché la verità, vi dico la verità. Aspetta, Gianmarco, sta. Ah, Kreshnik Aliai, ma della mia richiesta mi vuoi rispondere? Kreshnik, chi mi ricordo della tua richiesta? Tu hai fatto una domanda e hai detto, ma perché un live non lo vieni a fare qua? Ma mi vuoi spiegare che significa? Tu sei casa a Bari, venga a fare un live a Bari, fammi capire sta cosa, perché non la ci capisco, questo che non la ci capito fuori. Oh, fammi capire sta cosa, scusi, devo parlare in italiano perché tu se non sei napoletano, quindi ho detto, io ho capito la tua richiesta, però non ho capito, hai detto vieni a fare live a Bari, ma io mica posso venire a Bari a fare il live. Questo però fammi capire che può essere che non ho capito bene io. Vabbè. Ci ho fatto la traduzione perché Kreshnik non è italiano. Adesso quello del bicchiere che stava a geletta, ma bere Jenny Bunn ti fa Barbie in diretta, no, a Barbie mangia, fa in diretta con Coco d'Abba, però mo no, ci ho fatto 3-4 giorni fa, a me se ne parlo proprio a ottobre, mo, la prossima. Fulmin Man Games, c'ero, sono Salvatore Bellini, ho cambiato nome, addirittura Salvatore, e infatti non dovrei più Salvatore, tu mo ti chiamo Fulmin Man, con grammaggi fatti, con cose qui, voglio trasudare un momento, un farfallone esagerato, scusatemi, mi sembra, è una scilla. Speriamo che 10 sta fuori la portuale, di nuovo metto questo. Ce n'è che proprio fa fare un po' schifo, un po' schifo, e quindi vuole che avanzi ancora come sta a capo. Vabbè, continuiamo con la paura della farfalla e adesso stiamo parlando di Salvatore Bellini, sarà cambiato nome perché praticamente l'Equitale lo sta assicurando e andiamo avanti. Omex Logico, grandissimo Ceruzzo, ti chiamo tu, ma ricordo. Buonasera Ceruzzo, ti voglio sempre bene, anche io ti voglio bene. Roberto Colia, troppo divertente a capo. Antonio Toremoni, Ciro, vuoi dire Antonio Viscardi che è una latrina? No, si sa che lui fa tra la latrina, c'ha la città qui. Allora, ma già i commenti. Ma già aggiornano i commenti, eccoli qua che stanno arrivando. Ta ta ta. Ho visto già letto. Alessio Imperator è il mio nome, Fabri. Alessio Imperator! Peter Fan, ah ah, o tedesco te leva la capa con culo, no, ma sai che non è che era chissà che, però sai, i tedeschi proprio, pure la twist, no, la faccia proprio è rimasto male, è rimasto proprio una latrina. Poi la giusto alla forza del, giusto a questa ragazza, non c'ha, cioè, era capito che era uno scherzo, non mi faceva cosa di vicino, la gente che era uno scherzo, ma io non volevo sapere niente, all'inizio non volevo sapere niente, sì, poi cazzato, poi la faccia un po' assassina, no, grillendo, così, vabbè, poi, 7 birra, Titti De Vizio, ciao Cerrone, il video di Capo è troppo bello, complimenti, voglio, grazie. Ando Palermo, sei troppo buono, voglio, 7 euro, con cazzo che tornava indietro, ma infatti la prossima volta, ma si cazzo veramente che tornare ai 7, ma perché non sapevo che si 7 euro, sta più 3 euro, cioè a catabile faccio la più, ma 7 euro voglio, non si torna indietro, con 7 euro non si torna indietro. 1800 1988 Nemesis, che ha voluto tutti sceno, ma la ragazza del chiosco, quando avete fatto lo scherzo del pappagallo, di che nazionalità era? Stavo a giù, è tipo indiana oppure dello Sri Lanka, non mi ricordo. Eh sì, questo compagno Rumi, no? Sicuramente forse stava guardando la live, di solito la guarda, Domenico, Tomitoca, stava con me, che lo facevo l'intervista, no? Che praticamente come si fa? No? Infatti lui mi sa di questa cosa fino a ieri, come si fa a intervistare una guagliona indiana, lo Sri Lanka, ma da credere, voglio, essa riceve tutte parole, che come faccio, dice, si parola a sta guagliona che io non ti può mai capire. Cioè, tipo, ma non l'hanno tagliata, perché l'intervista era più lunga, e diceva tipo cose come che pensi tu della lussuosità? Ma, ma chi non capisce proprio per significa lussuosità? Ma figurati che è venuto 3 giorni fa allo Sri Lanka che a sta tre parole che non sto anche se come fa ma capivo fatto la lussuosità ecco, ah, boh, ma mi va un voglio ma cioè il pappagallo proprio ci fa così proprio non l'hanno tagliato perché diceva cose guarda proprio che manchi io capivo cioè manchi io poi però ci manca un, secondo me si vede ci manca un, che è proprio in italiano, proprio forbito, che poi si manca un so la buona italiana, per le buone sta scienza di parla italiana, in che l'intervista usa io non capivo, quindi, ah, boh, me ne ricordo. Comunque, buonasera a Stanza, Francesco Riccio, immancabile il suo commento, il saluto alla stanza, adesso acca. Sdrogo Ilari, mi puoi salutare? Ciao Sdrogo Ilari, Giuseppe Biburco, c'è lo più forte la comicità a Napoli si tu. Questi commenti mi fanno ridere, aspetta un attimo, voglio un attimo una cosa. Si usi mutande in UI, voglio bellissimo. Ogni tanto c'è quando si oh, Pasquale Venezia, Cielo canta un po' la canzone di Nino D'Angelo a 15 anni. Ah, 15 anni. Aspetta, voglio cantare.
tu, fenomenali, tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola d'età, non so, voglio baci di cantare, che tenga la voce, già sto parlando, comunque è bella, canzone, sono un po' più informato, faccio un po' come, vale Catanzaro, a Rossano, aspetta un attimo, già sai, in coppia commenti, mo che cantare questa canzone secondo me faccio una chiovere, e vale Catanzaro, ti prego fai un raduno in Calabria se possibile, va Valentino, tu cazzo lo fai a Napoli, o un raduno su faccio in Calabria, mi farebbe piacere, io tengo pure a mia sorella sta a Cosenza, abita là, non è che fosse una cosa impossibile, però penso che stai solo tu ti vengi in Calabria, penso che mi conosci pure in Calabria. Ehm, adesso, oppure per vedere qualche giorno mi organizzo e vengo a pianura qua, che se ne va come meglio, un po' più fattibile. Caos poi tutto c'è il nome proprio veramente caos, ti chiamerò così perché là non posso. Cioè, lo prendila come una sfida tra me e te, ti sfido ad andare dai Jackal e fare un video con loro. Mi faccio mancare lo stanno, sinceramente. Però in boda ci pensato, sai, fare un'incursione dai Jackal a questi maghi Moattano. Questa gente già sta cantando una canzone, ma io mi no? E che sto fatto, che sto cantando. Alessandro Aiello, prima di fare i video su YouTube che lavoro facevi? Ma non è che io mo faccio questo come lavoro, mi piacerebbe farlo come lavoro, ma non è che è proprio un lavoro. E che facevo? Facevo l'animatore, sì, facevo l'animatore turistico, questo ma già l'ho raccontato, già l'ho raccontato. Enzo della Gatta, Maro Ceru, mia nipote di 2 anni, ha appena visto, ti ha appena visto e mi sa chiagnere di qualità, è perché mi avrà visto cantare la canzone di Nino D'Angelo, cioè, allora, Ciro Ruolo, erano belli quei culi capresi, Cero Rattus, no, ma che l'hanno fatta a po', mica è una cosa che mi metti a guardare quello che l'hanno fatta a po', non capito mai niente, ma è possibile, ma pensare che io metto a guardare culo, posso guardare niente, non posso guardare, Felice Maiello, sul pezzo Cock Live, ma adesso sto qua, ui, grande Felice Maiello, veramente manchi proprio da un mese di maggio, secondo me, non leggo più tuo. No, quando si pezzi, no, abbiamo parlato un po' di tutto e di più, le solite la Sara, cioè c'ero sicuro su un altro video stile pappagallo ci sta, giusto, giusto, pappagallo, ho visto che poi mi piace proprio su video pappagallo, mi fa piacere, eppure tiene poche visualizzazioni, cioè stranamente, perché tutto quando mi scrive sempre, oh, bello pappagallo, che è una cosa proprio che io non pensavo che era così bello su pappagallo, però poi tiene poche visualizzazioni, però tu quando mi piace su video pappagallo, e infatti veramente ogni giorno penso che lo fanno su video pappagallo, di farlo anche un po' meglio, di farlo un po' più particolare, perché agistica, no, poi mi diverto pure a girare a farlo, mi diverto pure io. E quindi un giorno ritornerà a farmi il pappagallo 2. Ui, Jonathan Grimaldi, c'ero buonasera, grande Jonathan, chi stai cantando la canzone tu. Giorgio Embra dice che cazzo cagna si fa qua o a Bari. Si sta riferendo là, e lui sto aspettando ancora la risposta di Trecini Aliai, non posso fare che mai scritto perché non viene a fare il live a Bari, non ci capisco questa cosa. Un live, boh, mo ce la facciamo capire, ce la fa capire. Aspetta un attimo, devo rinnovare i commenti, vado che non ho passato per cedello, fa così, e rinnovo. Ah, mi ha fatto innamorare quell'aria da bambina che tu hai. Ma che sai quando c'è quella scena? Sapevo io. Allora, spesso viene acchiappare i commenti, caso mangi. Sta pure Pasqualone Bombolone, buonasera, c'ero grande Pasqualone. Aspetta. Un luogo a Crescignale. C'ero e dico di fare una live con te, e con qualche altro nel mio canale o nel questo volevo dire, grazie per la traduzione, ok. Sì, ok, Ale, quando mi inviti nella tua live, se posso ci vengo volentieri. Quindi quando mi inviterai, se vuoi, se ci sto, se ci sto, se sto disponibile, ce la facciamo una live insieme senza problemi. È questo che dicevi tu, scusi, era capito che vuoi venire a Bari a fare una live? Si dice, ma cazzo, cioè, pensavo che stai dicendo, scusa, vengo fino a Bari per fare una live. Erika, non avevo capito bene. Pasquale Venezia, ancora il fatto che c'è tante questa canzone di Neodancio, hanno su un video che c'è questo momento. Cerone, fu fatta la grandezza del video, esiste un programma che compressare il video, ovvero alleggerisce il video senza perdere qualità e si chiama Handbrake. No, allora noi l'abbiamo, il video era pesante, vabbè, mi sembra discorso, comunque, un video era 4 giga, era pesantissimo, no? Però poi l'abbiamo compresso, l'abbiamo fatta da 720 megabyte. Mo, questo 720 megabyte si diceva Facebook che i video possono arrivare fino a 1000 megabyte per poterli caricare. Si mi arriva da 7 bit, si doveva caricare
e non si è caricato, non l'ha elaborato, cioè se mi faceva aspettare 8 ore, no? Che gli dai biecchi, però poi non si è voluto caricare dall'elaborazione del blocco. Comunque, ci foto, mamma mia, grazie di questo tuo consiglio, di questo tuo programma che si chiama End Break. Ecco. Ma noi pure noi vedremo proprio, cioè, non so, magno per si fate la compressa in qualche maniera. Quindi, vabbè, Anto Palermo come Capri, bella, male o peggio? E lei, bella, bella, male peggio. Sì, è bello che la vogliono hit, male, male peggio, no, infatti male peggio. Come il tempo, no? Sì, come, no, bravo, come il Capri, hit. Male, male, una cosa che a Bomberico, oh, Mario, ho fatto un po'. Lo sta. L'Inter c'ero però c'è Stevo Panica Porchetta secondo c'è Stevo Panica Porchetta secondo me come guarda che quando siete là io non si vede bene ma io quando ti la senti in dacchi ristorante no il non ci potevo pensare guarda così proprio la capo per così mi freddia proprio più lo sguardo proprio poretta la telecamera che aperta che era uno scherzo quindi alla fine ma poi ne facetimo pure un'altra perché non ci piaceva quello che avete visto voi non ci piaceva proprio tanto e ne facetimo pure un'altra in un ristorante più affollato solamente che a questo ristorante c'aveva l'interno e l'esterno. L'esterno, sai, che i tavolini, tutta gente così. E, però quando stiamo per trasito in un ristorante, chi stu capo, o non faccio proprio, accetta fuori e non mi accetta trasi dentro. E io facetta a sceneggiatore, sempre però un magno mica la telecamera non è riuscito a chiappare buono e si vedeva solo che si copietta fuori. Un po' ci si vede nel video, però si vedeva solo che si copietta fuori, non si vedeva tanto partito. Quindi ha scommesso che là e quindi non l'ha, cioè non è venuto proprio buono che là era venuto che sta attaccato. E vabbè, adesso. Daniele Giacomino, cielo sono su Caruti in mattonella vicino a un muro. Adesso sta in mattonella, sono vicino a quale mattonella? Che sta in mattonella. Vabbè, ogni tanto vedi la bella buona, facci a pozzo ti vedi, ah, ma tu stai riferendo alla tozza in da cucina, stai in mattonella vicino a un posto questo, dice. Benedetto Andretta, ce lo salutami, si grosso, vedi capri è troppo bello, grazie Benedetto. Giovanni D'Alterio, salutami Ceruccia, Giovanni, Francesco Riccio, Cero mi devi salutare, Antonella che ti segue da Milano, non mi fa brutte figure, ciao Antonella che ci segui da Milano, ti saluto, lo ha detto ora Francesco Riccio e grazie che ci segui da Milano, mica è fuori tutto, cioè Milano, stiamo veramente stiamo giù, stiamo andando internazionali, stiamo andando. Allora, Raffaele Giuseppe Sabatino, ma Roma ha fatto morire di lui, grande Raffaele. Antonio Amennillo è stato segnalato come spam, ma dove? Che Marco Bove, ce lo fai la differenza con l'infradito? Fai la differenza con l'infradito in mezzo a ma serio, ma tu, ma chi l'è stato, no? Una da Satrango, cioè, mi fa si pesa e mi è stato, ha già stato con l'infradito a già i pantaloncini perché me non può fare perché fa capo io calzone poi c'ho un team dice mi sa l'anno un calzone un po' cioè allora i scarpe i calzettini la calza fatti lacci gli scigli dei calzettini no? Quello so verde esce con lo calzone pare così quello so azzurro esce con lo calzone e pare no allora diciamo può mettere in pratica me levo la mica vabbè me i calzettini vabbè me i lacci mangia fa là e mi fa male la tenga avanti e me ne esce allora in pratica ti cioè, proprio a me è proprio l'ideale, quindi mi volevo solamente verso dicembre, proprio quando vedo che comincia a piovere, che bozza che non è più e si gela nei piedi, ecco, a cominciare a mettere i cieli. Quindi invradito I love you. Vittoria Petricca, Ciro dei Giacal e di Melito, cioè dove abito io, sì lo so, ma mi pare che tutti loro sono di Melito, no, i Giacal credo che siano tutti quanti di Melito. Giovanni Paone, c'ero mentre si va a guardare a te, è zumbato la corrente, ma non è che si inizia a sentire la tempesta solare che tanto stanno annunciando, ma sinceramente non sto sentendo proprio questa cosa che stanno annunciando la tempesta solare. Comunque non penso che sia io la causa di questa zumbata la corrente. Io poi ho scattato un puntatore, poi mamma ti ha appicciato il phone, ha appicciato il furne e storia ti ha appicciato il phone, che è così capito pure a casa mia, quando uno appiccia il furne, appiccia il phone, sono un puntatore, si è capito, ma è un fenomeno della casa mia. Ci mettono per i commenti su bocca. Junior il verde, che nome sta? C'è Roma lì, giù un commento, Rumi, chi si prima che mi arriva, non vuol dire, non so. Anthony Galeota a settembre si pensava ad un mega raduno sì ma light Rafael io tu Raffaele Pazzi devi la prendere e tu ci devi stare per forza no ma light già Raffaele ieri e c'è il cheat come no a me mi fa veramente piacere quindi lo facciamo a settembre stiamo pure tutto quanto è ancora meglio Luca Vania, ciao, sono un tuo fan, ma tu come me odi la Juventus? No, ma tu come me odi la Juventus? Ti prego, rispondimi. No, io la Juve, cioè, ma,
Io tifo Napoli, ovviamente, non è che, però non è che odio la Juve, ma cazzo mi fuori, non sono malato, cioè tifo Napoli, però. Giovanni Paone, hanno visto già, la Rossana, Infradito già la Jet pure, Armando del puttana, scusa, Armando del Vecchio ha giocato il suo commento che ha giocato un po' sport. È bello, su Jenny Ban fa sempre questo commento, ogni volta punisco con l'acqua fior di latte, mi fa tirare la prima volta quando mi fa questo commento, poi mi fai, cioè, è stato bello quando me l'hai fatto la prima volta, ma ci sa che Leonam Code, c'era quella scena del Titanic, no, quella della scena del Titanic, l'ha scelta proprio buona. Ah, che la vogliono della scena, ma chi l'è finanziata? Che la vogliono finanziata, stiamo là, ci stiamo quasi pochissimo, piano di ragazze, e ci sia questa coppia, no, si un signore, che praticamente questo signore c'è vicino a una certa azienda, ma ci vuole fare una barca di sticca, che ti tenevi il barco là, certo per fare una scena, ma fare una scena di Titanic, ma un attimo coppa la barca, ma fa questa scena. Disse, sì, sì, tu cosa ci piglia proprio a simpati, certo, ma il tempo che ha fatto una guaglione, e quindi facciamo questa scena. Disse, certo, ma sai che la cosa la voglio trovata, ma non hai proprio visto proprio scusate un attimo, numero privato, rispondo però perché sa tutto. E comunque su signore, ah sì, no, su signore, c'è tipo vicino a sta, maestro, c'è tipo, scusa, puoi fare una scena con questi ragazzi, poi c'è certe cose, e fermo questa ragazza che stava con il suo fidanzato, che per fortuna fu molto disponibile e faceva questa scena con noi, che ci ha fatto vincere la scommessa. Che coizzo, stiamo aspettando la live in bagno, ma io volessi fare la live in duce, non tenesse proprio problemi, però purtroppo in duce non si prende bene la linea, perché se no già l'avesse fatta. Vale Catanzaro, due fritture. Luigi Infante, saluti da Siviglia. Grande Cerupa, da Siviglia, mo ha cominciato, mo sono che viene a Milano, poi volete mettere la coppa, tu dici Siviglia, chi là dice la Finlandia, chi là quello no. Però mo non va a ballare, perché si veramente stai a Siviglia, effettivamente non puoi, scritto ma calmamente, perché siamo qua, fino a canzo fornisci più. Eccolo qua, da Siviglia, da Siviglia, bene a te, ma Siviglia sta a sud o a nord della Spagna, io non mi ricordo pure mo la situazione, però già è bella sta Spagna, Spagna è bella, allora fammi leggere, Mario Di Dato, ma che commenti stai leggendo? Mario, sul genere di commenti che scrivi tu e che scrivono tutti quanti. Gianluca Cozzoni c'è sta senza pensiero, stai contento? No, sto senza pensiero. Poi, Tony Granato, oi Fabri, al prossimo tuo video voglio partecipare, grande Tony, già hai partecipato tu alla parodia, però sì ci sta la possibilità come sempre, io quando voglio quasi da te partecipi a parodia, puoi scrivere sempre qua a Facebook e poi mi cagate però, oppure venite 5 euro, mi scrivi qua a Facebook, voglio, mi raccomando, io vengo a partecipare alla nostra parodia e nessuno mi caga, proprio tutto l'anno mi scrivi, voglio fare, Fabri, ma posso fare una cosa con te, ma ci vuole, se stanno guagliuno, ma da credere non stanno dicendo una vent'anni, la prima che facevi le parodie, mi dice voglio fare una parodia, voglio fare una cosa con te, poi io ci scrivo un po' perché poi mi posso ricordare tutto quanto, non mi posso scrivere a pochino, non è che mi posso scrivere. Allora dico, voglio in blocco, quando è una cosa, io scrivo un po' a Facebook, cercasi per fare parodie, e mi cagate però, oppure 4-5 loro, cioè, molto in Corea, cioè, non stanno chiamando un po' a Facebook, mostra, giusto per trarre chiamate un po' a Facebook, Giorgio Imbradici, ma chi è Giorgio è cornuto? Io a Giorgio c'è la gita, c'è occupato di questo cancello, ma faccio proprio sfreccio qua. Rossa, messaggio, no, messaggio letto, questo qua, rossa. Ah, Alessandro Aiello, c'è Roma, tu e Diego Laurenti non dovevate fare un video, è vero, fanno video, ma è sì, proprio le case caru- nel senso che Copodi non ci no, Copodi smaglia, ma Copodi la c'è mai a mo' è agosto, stanno proprio rilassati, ecco, però penso che verrà il momento in cui lo faremo. Veno Mind, oh, non so, ma già assolutamente, non so vero manco chi è, quindi se vedi ma da scusa voglio con quella ragazza che da posto Giorgio Imbradici ma io veramente lo cancella Giorgio Imbradici veramente c'è la gente già una volta Giorgio Imbradici allora facciamo la suoneria ecco qua. Allora che youtuber c'è bellissimo il video di Caprio sai che Di Caprio ti assomiglia a Giamlezzo ma come ti assomiglia e la scena c'è azzecco con video grande ti voglio bene pure ma non veramente Leonardo Di Caprio che le crei, un bello guaglione, non ci somigliamo affatto, su assai, più brutto di Leonardo. Meno male, dice lo fai il video tocca 100 ragazzi sul pene, no, e chi lo fai tu?
scherzi a parte, Mr. Rosman, già c'ero grande Venomind, non penso che un uomo tu perché Venomind non è un uomo. Vale Catanzaro, non so se chiedo troppo, mi dici ti voglio bene in live, ti voglio bene, ok, per te è facile, mica chiedo troppo, mica se mi si chiedesse una cosa di soldi, allora dicevo no, mi dici niente, Valentino, ma tenga manca una lira. Adesso, 94 utenti, dopo che si sono di bucino 93 persone, però, adesso, chi si già ok, c'è l'avvio i commenti, è arrivato il momento. Appena dico che c'è l'avvio i commenti, si avviene solo, è diventata automatica. Adesso, eh, adesso, Kresnik, Alea, Cero, grazie per la disponibilità, sei forte, grazie a te, Kresnik, per il tuo pensiero. Caos Rose. Allora, c'ero già non attono, comunque stanno a via Santa Teresa dei Scalzi 118, azz, ma adesso in un stalker, Caos, che sai pure l'indirizzo dei Jackal, perché loro hanno uno studio, credo, che c'è uno studio là a Santa Teresa, ma pare che questa cosa la sapeva, la Geletta, ecco. Però non sta sembrando un moatto, sinceramente, ma poi vado là che ci dico, però comunque ci spiace, ci sopporto malamente, magari a fare un video con loro sarebbe una bella cosa. Tutta assolutamente un cesso, ma purtroppo non c'è sto cesso qua, eccolo qua, e c'è questo senza pensiero, Fabrizio, Giuseppe Bifulco, lui, a Bonano, ma Giuseppe pure parecchio, c'era un imperatore pure a Vierna, serio, voglio, se c'è stessa possibilità pure a Vierna, Nicola Monte c'era tu stanno appicciando a casa, allora sta. Eh, Luca Vania, c'era ma che lavoro fai ora? Ma facci sempre questa domanda, io faccio pubblicità, non posso spiegare tutta a Tarantella, però vi dico pubblicità per dire un po' quello in generale quello che fa. Questo c'è oggi, c'è anche c'è quel lavoro qua. Pasquale Bombolone, c'è lo tiene a farfalla, no, tiene a fare, ma zia, insieme a Ron, dice perché chi lo vede su un farfallone proprio stratosferico. Allora, abbiamo i commenti, eccoci qua. Oh, ci avete come se su YouTube. Ecco. Mario Di Dato, c'è un saluto e piacere, come da già già Mario. Peppe Sena, Fabri mi saluti, grande Peppe. E sempre per favore, quando è che mi inserisci nelle tue prossime parodie? Peppe, ti inserisco. È inutile che tu mi fai Peppe. Allora, io ti dicevo, tu sei bello e caro, ti voglio bene, mi fai morire, però sei uno scazzacacchio, perché tu stai sempre a scrivere, Fabri, ma sì, uno non ti risponde, o ti risponde, però tu hai capito che allora, sì, per esempio, tu hai fatto una parodia con noi, no? Allora sì, ci serve, no? Un personaggio come te, simpatico, così come allora io ti chiamo, mica me le hai ogni 3-4 ore, mi fa briga, lo sai che io ti inserisci, perché mi sei simpatico. Andrea Mennillo, c'è mannaggia, non mi stai parlando proprio, no, Antonio, mio, perché questo è il secondo commento tuo che leggo. Ti volevo dire che quello che ti chiamò Fabrizio Verdone è un compagno mio, e che lo voglio mi scrisse Fabrizio Verdone, ma certo non lo sa, perché poi parla in poi a cominciare a fare una tua a cominciare a fare un link grande, grosso e cerrone, a cominciare a fare questi link così, mi faccio morire. Nicola Fedele, Cerciacelo sei un grande, mi fai morire. Grazie Nicola, non morire, sei giovane. Tonia Colos, buonasera Fabrizio, mi sono appena collegato, buonasera, tu Tonia, a posto, buonasera pure a te. Guido Mascia, c'è quando ci chiama o Mappatel, un Mappatel è successo pure la cosa che molti vogliono, ma c'è molto fa. Mi dispiace molto, la notizia la Gillette, cioè la Gillette 5 secondi fa, sentito questa cosa, mi dispiace molto. E vabbè. Daniele Iacomino, qua c'ero per mese che a me operato, sono chiuso a mare e non mangio più dopo bagno. Punto interrogativo, oggi magari se stanno fuori con me, aspetta un su cazzo di legge, scusate, mi se stavo facendo questa cosa, ma la persa, ma la persa. Vabbè, scusa, ma troppo cerco di recuperare. Virgilia, Fabio, il video di Capo è stato bellissimo, ma e tu sei bravissimo. Pensa che il mio papà, solo ascoltandoti, pensava che fossi Siani. Ha detto però, sto ragazzo è puttato, fa la strada. E ho detto io, ho detto speriamo. Bello, mi ha fatto proprio dialogo, papà, figlia. Vabbè, Virgilia, grazie a Padre comunque, che ha detto questa cosa. Comunque, speriamo. Però strada sicuramente la farò pure perché sono cappello e non tengo la patente, quindi già la faccio la strada, quindi la voglio di fare strada ancora. E tutto questo. Nicola Federici, lo stai senza pensiero? No, sto senza pensiero. Peppe Sina, ah, ok, pensavo che ti hai dimenticato di me. No, Peppe, non me ne dimentico. Comunque, penso che Capri potevo partecipare anche io, capito? No, penso che no, a Capri proprio non potevo partecipare perché ci faccio perdere la capa e cioè ci perde pure la scommessa, secondo me. Forza Azzurro, lui c'ero spaccato con Capri. Scusate, tenete panini la porchetta. Sorrendo ancora, mom.
mo ne fai una che a proposito dice, allora per esempio questo video se ti è piaciuto, no, perché vi è piaciuto, già l'ho detto prima, allora, voi ad avanzare, per esempio io vi dico questa cosa, sì per esempio veramente qualcuno di voi ancora da, no, ma penso che già l'avete prenotati, viaggi, vacanze e turisti, però sappiate che c'è questa agenzia di viaggi Furore che ci ha mandato a noi a fare sta cosa, che è un'agenzia di viaggi molto famosa qua a Pianura, ma non solo, perché comunque è conosciuta pure a Napoli, perché se su sanno faticano pure ecco. Si va da via Occo Biaggi, non so, abitare la a piedi la piedi furuta, che è facile pure un nome mio, ma proprio perché si sa che sto video per esempio ha fatto sì che la gente conosce all'agenzia di viaggi e addirittura a biglietti all'agenzia di viaggi si aprono di viaggio là, ci fa piacere, veramente ci fa toccato video, perché ragazzi, io mi hanno fatto questa pubblicità e allora ci faccio proprio per nato video. E, questa è una cosa che vi volevo dire, non ve la cito video perché pareva brutto, però lo dico mo in una live che è una cosa confidenziale, quindi Daniele Iacomino, Peppe, Magria, Palla, Farfalla, la giustizia passata in coppa a spalla di quegli auto, quindi a parte che si va a fare già maniera food e per peace proprio perché veramente ho paura. C'è la poco oggi, 20 minuti. 20 minuti. Dani, sui 10 e 10. No, Valerio Migliaccio, ciao, sto vedendo per la prima volta una tua live direttamente da Londra, proprio state parlando in quello che ha sentito fare questi video, ho visto qualche tuo video, sì, forti complimenti, ma che fai nelle live? Non ho capito bene, è quello che sto facendo, mo sto leggendo commenti tu e sto salutando, sto parlando proprio, ognuno dice una cosa, di che tu sei stato, uno dice una, e si passano un'oretta così a parlare, a leggere i commenti, a spiegare cose che ci stanno dietro ai video e tutto questo a questo. Ci divertiamo un po'. Ogni settimana, il lunedì alle 21:30 stiamo qua, quindi se vuoi, vabbè, tu stai a Londra, che tu mi stai a guardare la live, cioè, stai andando in una bella città, vatti a divertirti. Emanuela Montepusco, ciao, ciao Manuel. Come ex logico, Fabri, il video a capo è stato troppo bello, grazie, Cicuzzo. Aiuto, aspettamente, quando c'è pezzi di commenti, se c'è un bello commento prima, sta andando un po' indietro perché mi dispiace che poi ci dica io zoom, io non ne vedo che zoom, che poi tu zoom proprio i commenti da sotto agli occhi. Allora, no, lì te facendo, ma capito, lo scocco in vacanza, no, ma sì anche, però guarda, io pensavo che scocco veramente la vacanza a casa, ma invece a casa è stata una fatica, perché abbiamo fatto solo questo, ma ci ho fatto un bagno, dice, però comunque non è stato proprio uno scocco vero e proprio. Tonia Colos, sono la ragazza del commento che hai scelto per il video di Capri. Ah, sì, Tonia, come ti chiamavo tu? Tonia Improta, se mi sbaglio, mi ricordo. Per esempio, sono la ragazza del commento che hai scelto per il video di Capri, fai finta di essere a rischia, bellissimo il video, troppo forte, non deludi mai. Grazie, Tonia, è stato bello pure come tu, perché mo mi sono arrivato, perché in coppa a video mi arrivano un buffo nei commenti, ma parecchie loro erano troppo difficili, troppo esagerate. Vai in un ristorante a Capri lussuosissimo, mangia e scappa senza pagare, poi ma che ci fa restare? Poi pensavo a un era film meglio. E alla fine commento poi più Pasqualone e Bombolone, aspettamente, ma giusto, stasera i commenti sono proprio fuggitivi. C'è molti che perde appena il leg e perde. Andò poi mi ha scusato Pasqualone, stai dicendo commenti tu e Bebo mi fiuto. Adone Mendico, ma un bel raduno non lo vuoi fare durante le vacanze? Come no? Andò, volessi fare. Ya, che cazzo, ma aspetta fino a settembre, non mai a scuola, un bozzo fa filo dopo venire a dire, questo è per pure però durante le vacanze ti faccio un raduno, no? Ma, voglio, ma non stai veramente, pensare ci si sta in vacanza, stato veramente, dici, ma è torri sta su, sinceramente, la faccia è bello così, però ya, se fossimo un po' più, facciamo sapere se ci state, potessimo pure fare, non sarebbe male farlo ad agosto, ma che c'è pure, c'è che non ci riusciamo a fare un bagno a mare, insomma. Mario Di Dato, sono la ragazza, ragazzi, ha copiato commenti e cose, vabbè. Bruno Napoli Tutorial, Cielo salutami, la mia prima live che vedo, tu ovviamente, grande Bruno Tutorial, Paris, tutorial di che? Prima so di tutorial penso trucco, allora penso trucco, Bruno che fu tutorial lo trucco, mi fa ridere, non voglio, ma sicuramente fu fare qualche altro tutorial. Gianni Sicignano, io sto a Parigi, a Londra, a Lisbona, a Berlino, a New York, ma tu stai proprio a Portiano, secondo me, a Rutu, però metti da maglietta, leggi solo i commenti più lunghi. No, metti da maglietta, fa caro, voglio mettere la maglietta, mi dici niente. So che faccio schifo, ma non me la voglio mettere. Pasqualone Bombolone. Ah, oh, Pasqualone, Peppesine, mannaggia molto. Pasqualone, come devo perdere? Mannaggia, Pasqualone, mi dispiace molto. Mo' che c'è da ora. Allora, Peppesine, sì, numero uno, c'ero fallo tra sì e aggiungo questo commento.
Ma Pasquale magari come due viscido, sfugge. Vabbè, mannaggia, fai. E ci preme. Andrea Mendilo brava, così ti voglio. Cazzo, ce ne fotte tante che ti va bene, appresso da bene. Ah, ah, io non partirei per vedere almeno una, per vedere almeno una volta, frate, e un partito di storia, poi si stai a villeggiare, si unisce tu mi stai a villeggiare, o perché sta a casa, che stanno nei prenotati la villeggiatura, allora diciamo, come tutto, vabbè, eccetera. C'è un ex logico, c'è un bel raduno a pianura vicino a Farmacia Petrolio, ma serio, di comodo comodo. Peppesina, c'era un bel raduno dove vado io a villeggiare, cioè a Procida, bello approccio con sta Maronna, così ti invito pure a casa mia, che dici? E come facessero un approccio, ma secondo me stiamo solo per te, capito? Voglio bene, ma Procida è piccolino, in mezzo che là ci sta qualcuno che si vede i video miei. Restien, Cielo sei un grande, ma secondo me stai meglio da barba. Ma infatti sto sempre con pochi barbetti perché senza barba sarei irriconoscibile. Spesso viene a rete per acchiappare. Vigilia, Cielo pure sto prendendo la tua live direttamente da Avellino. Ma effettivamente non va, non è a Tweet. Guido Mascia, la live è una cosa confidenziale, sei sempre un grande, sì, ma è una famiglia ormai, ma se no, la live è una cosa che veramente parla così, che pure in malo parole, poi dici pure e poi e poi non so come ne la parola da scusa però io sono fatto così quando sono fra gli amici non mi contengo state te ne a fare la gamba ti ne mucco tu le stai sta ma come James Saver ma come tiene paura di farfalla sì perché non è che mi fanno paura perché sai come possono mostro però sai farfalla fa proprio schifo che pensa che è un mucca si fa così quando sta rumendo a farfalla a mucca oppure comunque schifo comunque è sempre una sorta di verme volante no perché a fare le maestre il bruco sai che la mamma fa schifo a me fanno schifo gli insetti magari ah, vabbè quando sto aspettando mi stanno ricaricando i commenti Ale Monk c'ero iscritto finalmente è venuto l'estate e di mani piove non sa ma non faccio tutto sto qua, non è che vado a mare domani però questo su solo bello e caro che fa piacere non solo a me ma anche a tu Manutube, Fabrizio stanno bravando i commenti, sì, effettivamente vanno proprio a questo Frost 22 Cielo ti seguo da Modena, Modena napoletana, sì, ma a Modena stanno un sacco anche di amici, stanno un sacco di napoletani che vanno a fare là a Modena, quindi ti sei più credibile di quelli che dicono sto a Londra, sto in Gine, credo che questi qua che fanno sempre questo. Adesso, chi coizzo, il telegiornale It Gaudiamo non è buona, Luigi Sparaco, fa per tutto bene, tante belle cose. Grande Luigi, ci siamo sentiti un paio di giorni fa, forse su Facebook, come si spiegando che la cosa che un giorno farò. Felice Maiello, completa questa frase. Oggi è una bella giornata e il sole splende come non ha mai splenduto? No, non so come si dice, come non ha mai splenduto, come non ha mai splenduto, non si può dire, splenduto, è difficile, sai, mi si in difficoltà, come ti chiami? Faccio pezzo, dici questa, proprio come mi hai discutato tu, come mi si in difficoltà, fammi sapere come si dice, come splendido, è difficile, quella cosa. Ale Monco, un bel raduno a pianura vicino alla macelleria Tortora, non so sta macelleria Tortora, non la tengo presente sta macelleria. Aspettate un attimo, giusto sto facendo scattare gli altri commenti. Eccolo qua, stai smuttando uno e due, faccio e manteniamo. Oh, Ciro Ruppolo, Alido Mappadella è tutto inquinato, sti scemi stanno rovinando Napoli, come ti ho detto, dobbiamo farci conoscere in meglio. Quando senti sti costi inquinamento, ma piglia troppo che schifeggente. Sì, vabbè. Pulito Mappadella gli fa sì, fa schifo, che io sono stato pure ed è molto sporco, fa schifo veramente. Oddio, a Gigante quando sono stati però, sinceramente, quando la parodia non era proprio sporchissimo, io mi aspettavo di più. Infatti quando hai detto, mi meravigliare, proprio forse perché era giugno, mi ricordo, maggio, giugno, non era sporco proprio. Però poi mi dicono che è sporco, così sì, quando poi passo, come fa una camminata durante il luglio, agosto, gioco, mamma, e vedo sempre che è sporco, ecco, però mi dispiace. Ma purtroppo sai che voglio, a volte proprio siamo seduti, lo dico, cioè nel senso che io quando cammini sai che la gente che poi butti il caffè, non se ne fa proprio, no? Gente di 40-50 anni piglia a catti sigaretta, la pacchetta e butto in terra, e butti la cartuscella di sigaretta in terra, ma che le dici, no? La metto in da sacca, la porta a casa, la porto in un negozio, la rossa, due metti due grammi, sono queste le cose che
che fanno sì che poi si sporcano i post, no? Perché poi tu dici è sporco l'ultima padella, è sporco che la gente piglia e butta il cartone, la carta di patatine, e butta la cartone, butta la cartone, sono cose che voglio purtroppo butto tu e butti e si sporca tutte cose, quindi queste a me mi dispiace, se essere più civile, nudo, che se mi riferisce a cimitero, una spurcam, chiamami una bella carta in casa che hai, però non è sempre così. Diego Marino, e Diego, è che è venuto tardi stasera, 22 complimenti per il video di Capri, grazie Diego, forse è il più bello di sempre, addirittura. Voglio mamma, veramente, ma da questa è una cosa che mi fa troppo piacere, io sono stato proprio contento, di nada oggi ci sta a 10, cagato cazzo, non stai una cosa, però voglio quando una cosa mi rendo conto che, a parte che noi ci siamo proprio divertiti, ci siamo pure impegnati a lo fare, e pure Vicenza si è impegnata a lo montare, perché ha fatto un montaggio di Vicenza che veramente voglio, è stato proprio fantastico. Pensa quando la GT ma è pronto il video, ti sei pronto, la GT ma quando dura questo? Ti sei 20 minuti, la GT ma 20 minuti, che cazzo sono? Oggi pensare, la GT 20 minuti sono troppo passati. Di solito quando i miei video sono sempre 5 minuti, 6 minuti, o più lunghi sono 10 minuti, però già quando è 10 minuti o più lunghi c'è poi, c'è 10 minuti, come fa, in un film. Quando mi hai detto 20 minuti, la GT, questo è... non lo vede nessuno su video, perché è troppo lungo. Invece ma l'ha già vista, hai visto non proprio Fabio Vitatello, capo, quando tu vedi avere come se ne esce. Io ma l'ha già vista ed è stato così, se ne è sceso proprio, cioè, sono passati 20 minuti, non me ne sono accorto, non è la durata che... E quindi è una cosa che mi fa proprio assai piacere, poi giocavo piace su video, perché è stato un esperimento poi fatto insieme, pure perché il video è come se l'avessimo fatto pure lui, perché quando erano nei commenti erano i post, non erano video che l'avevamo fatto e poi l'avevamo fatto e quindi la ricerca veramente ha descritto lui che commenta, quindi è una cosa che poi mi ha fatto in altri 4 giorni, proprio molto improvvisata, quindi è stato bello, sono proprio contento, io, proprio contento. Simona De Capola, Cero, ciao Simona, che coizzo, Cero, andiamoci tutti a San Paolo, a Napoli, Paris Saint-Germain, ci saputo pure che i biglietti costano a Curvo, costa 10 euro, così ho saputo oggi, poi non so se vedere. A scalone bombolone, però Paolo tu un brillone e si ci facciamo ora tu, io penso che ora tu facciamo sempre a Piazza del Plebiscito a questo punto e mai oppure in Nashville già libero perché Pascal Ugo sempre un brillone che andai canale. Mario Di Dato, questa è una sfida, urla, ho paura delle farfalle, ho paura delle farfalle, ti manda che problema a urlarlo, a dichiarare. L'Inter fa Modena è a seconda pianura, vero? Ma Modena è pure piccola Modena, cioè sono poche abitanti, ma la maggior parte sono una colonia proprio di napoletani, è stato colonizzato Modena. Amir, non so, Ames su James, Ames su James Saver, puoi salutare Simona Rabbia, ciao Simona Rabbia, Guido Mascia, Mo, Monsacciaru Urget, a proposito della farfalla Mook, non so quando è in sette, cioè il team ha indarottato, bravo. È una cosa che io ho sentito, mi ricordo a Rusa, questa trasmissione Focus, cose per... Che noi in Davide nostro ci mangiamo tipo, cioè non ce n'è Kojimbo che lo suo, no? Ci mangiamo tipo tre mosche in tutta la vita, c'è una cosa del genere, tipo tre insetti in tutta la vita nostra. Ognuno di noi, in tutta la vita nostra, si mangia tre mosche, una cosa che sta facendo. Poi non so se è assunto, però così dicono, a Gesù lui, comunque, come la cosa fatta una cioè, io sapevo finiamo quando mangia YouTube, penso, dico, come faccio questa cosa, è bellissima, dico. Cioè, mo stasera non dormo più, nessuno dorme più, non so fatta yeah, oppure vai a qua una bottiglia d'acqua, oppure così quando mangiamo, bello, un bel bicchiere d'acqua che scende, dai, mi fa pensare, basta. Mario Di Tato, questa è una sfida, questo già avevamo Diego Marino, spleso, ho fatto lo solo, quando il sole, ma mi è ingrippato a me, no, spleso, non penso si dice spleso, però mi è ingrippato questo commento, me l'aveva già saputo fatto, ma scrivimelo da su quel sito, perché poi va a aprire a Google e tu metti a Pilocchio, che va a capire come si dice, perché mo so pure splendere, capo sanno ma tutto quanto, splenduto, no, è difettivo, quindi non so fare, Antonio Menillo, ma splenduto veramente aggettivo paziente. Nicola Monda, ce lo sai un vulcano buono? Sì, lo so, il vulcano buono, centro commerciale. Leonam Code, ce lo, ma quando hai chiesto alle ragazze di Safana chiamata, loro tanit e no, ma si ti ricevono sì che facile, no, penso che non potevo fare, lo sa. Alle mo, abbiamo un danno spaccato, Francesco Leone, c'ero fino a fare un video e qua ischia, ma magari, invitami tu a casa tua, vitto e alloggio a me, come mica telecamera,
e ci veniamo volentieri. Ma questo nasce anche lo stato di fa. Vale Catanzaro, c'ero ti devo aggiungere nel mio stato di famiglia, addirittura. Mario Di Dato, ancora su altri fa Mario Di Dato, già 500 assolutamente 70.000. Francesco Riccio, ce lo dobbiamo chiedere lo sponsor all'MT a Pianura e alla Casado Cola, che dici si può fare? Questo bello, sta l'MD, lo sponsor dell'MD, questo per te video, questo video è stato offerto dall'MD, l'MD di Pianura. Aspetta un attimo. Allora, cazzo, voglio, siamo ancora 70 e siamo quasi a fine live. Wow, è uscito Parillo. Luigi spara con merito alla parola splenduto. Allora, alcuni vocabolari la citano come splenduto, cazzo, ma probabilmente splenduto è una forma arcaica che suonando male in italiano moderno viene sostituita da altre espressioni, tra parentesi, il sole splendeva, oggi il sole era splendente. È la stessa cosa che consiglio a te. Sostituisci il finale con una forma accettabile. Il sole splende come non ha mai splenduto, se fatto. Se qualcuno ti ha fatto questo indovinello, perché c'è chi li fa, rispondi con fatto, ok? Allora io dice la persona dice fatto, dice così, però io volevo sapere se fa tra, mo a proposito, cioè non è che io volevo fare, ma foto, ci fatto una prima, però volevo sapere come si riceve questa cosa, solo come non ha mai, giustamente se tu dici come non ha mai fatto, è vero, perché se tu dici solo esplende come non ha mai fatto, ci mette proprio a pilotto, bravo, era Luigi molto intelligente, diceva dai, non era proprio arrivata a sta cosa. Però comunque volessi sapere come si dice in italiano su fatti splendido, è curioso. Vicenza X, Vicenza Cerrone, non so perché io con me devi non vedi mai, e questo è il primo che indovina chi sono, si da ricorda strilla di nuovo. Vicenza X, e chi si, Vicenza Olivieri, non lo so chi si. Giorgio Imbratice da già sputato in occhio che mi chiamato due volte durante la live, dove proprio leggere anche qui i commenti, raga. Visto comunque un bucciaci, Virginia che schifo, io dormo con la bocca chiusa, che ne sai, mentre come si arava, non si può dire questa cosa qua. Antonio Medillo, Scerruti in italiano un po' di merda, a me ogni tanto va a scatti. Sì, io sto accedendo in merda, io questo lo so. Omex logico, cioè si fa in una la partita Napoli Paris Saint Germain, fammi sapere che me ne va, piglio biglietto 10 euro e mi passa la cosa. Sì, proprio si mi mette a fuori lungo posta. Little fan, c'ero stasera una bella per te muscoli. Vito Lombardi, salve, ciao Vito. Caos dice Cero, la conosci Cercola? Sì, la conosco, ma non mi ricordo se ci sono stato o meno, però la conosco ovviamente. Vito Lombardi, Paolo Raduna, Vulcano Buono, voglio top 1. Sì, sta facendo la nuova, c'è sempre a Piazza del Vicino, centrale, bello, pulito, raggiungibile, vicino mare, si chiama proprio un giro, ecco. Ma non ci teniamo, Vulcano Buono è proprio un anno, non so come arrivarci. Peppe Sena, vieni a procedere, invito a casa mia, ok, ok Peppe, ma guarda che belle buone, ma me, ne. Francesco Leone, Cero, a chi lo dici a fa organizza il video? Tu pensa al video, tu posta a casa quale tempo, cazzo, Franci, guarda, ma che non scherzo, Franci, organizziamo, scrivi su Facebook, che mi venga a fa molto volentieri di non pari una cosa, che mi venga a fa veramente volentieri, un video organizzato da proprio, le idee non ci mancano, e quindi stiamo siamo però, siamo due di noi, quando vuoi, noi stiamo qua, non abbiamo mai una parte, ci stiamo. Vale Catanzaro, neanche un routine stasera c'è, sono rimasto male, hai ragione, veramente, non ho fatto nemmeno un no, routine no, però non rigurgito, cioè non ho fatto così, no, non l'ho fatto perché ci mangiato proprio prima, stasera me la sono presa comoda, ho mangiato prima, sono riuscito a fare tutto e quindi no. Vabbè, quasi tu faccio, non sai, vabbè, non volessi fare, manca un minuto, però proprio finisce la live, voglio leggere gli ultimi. Tony Granato, Tony Stalker Granato, perché Tony è un grande stalker, il soprannome che mi desti in macchina con Manuele Vincenzo e Francesco, è vero. Guido Masciap, Peppe cantaci una canzone, ah Maronna, perché Ciro Luppo, Ciro siamo a fine live, me ne scendo che compagni miei, buonasera, da lunedì continua sempre così. Grande, grande Ciro Luppo, buonasera pure a te. Poi siamo al termine della serata, sono le 22:29, fra poco cara la linea. Niente, voglio vi ringrazio se siete stata ancora una serata qui con me lunedì sera alle 21:13, ci vediamo lunedì prossimo, penso, spero, perché penso che castammo, quindi abbiamo mai una parte qua. E niente, voglio che se poi ho qua video organizziamo pure, non vi preoccupate, che stiamo sempre a bella a pensare ai video. E niente, questo è quando, vi mando un bacio a tutti quanti, vi saluto, ma vi voglio bene, che state buono, lunedì prossimo, ciao, voglio.